la Serenissima. Oh, adesso iniziamo a vedere. Oggi sembra quando sollevavamo noi il pallone. Insomma, noi ci vedevamo qualche secondo in più, però insomma eravamo lì. Ecco qua che arriva il grasso, come vi ho detto, è eccezionale per la pelle del viso, non preoccupatevi. Stop anche per la Serenissima, un applauso, su che adesso iniziano a salire e si presentano le volpi. E qui passiamo anche alle armi pesanti. Qua ci sono personaggi che hanno fatto la storia del palo della Cuccagna, che abbiamo incontrato tantissimi anni fa. Quando siete pronti? 3, 2, 1, via! Anche per loro a disposizione 50 secondi, tondi. Oh, qua si inizia ad andare verso l'alto veramente. Un applauso, fatevi sentire, insomma. Altri 10 secondi. 4, 3, 2, 1 e stop anche per le volpi. Bravissimi. Ora è volta dei mannessi che trovano la strada spianata fino a un po', più un pochettino, insomma, fino a metà. Quando siete pronti, voi non fateci l'occhiolino, ci basta un segno con la mano. 3, 2, 1 e partiti anche i mannessi, per loro 50 secondi. Su, un po' di tempo, fatevi sentire, che hanno bisogno, Dai che sei arrivato, su! Ci siamo, E stop anche per i malmessi. Nel frattempo ringraziamo anche gli amici di Croce Rossa di Casalmaggiore che stasera fanno servizio con la coambulanza, giusto così, non per il palo, per l'indigestione di gnocco fritto che si sta mangiando. Sa mai che c'è qualcuno che ha bisogno, ma sicuramente non ce ne sarà bisogno. E poi sono qui anche col camper, con il camper per promuovere progetti di prevenzione e anche il progetto 13 che abbiamo fatto con i bambini e che ripeteremo anche quest'anno, per bambini dagli 8 fino ai 13 anni. Quando sono pronte le orchidee, solito occhiolino a Marco. 5. Le orchidee continuano a crescere, siete pronte? Eccolo. 3, 2, 1, partite anche da orchidee. E sono orchidee rampicanti queste, guardate
Saccolo. Altro che zumba sul pubblico femminile, incitate le vostre beniamine, qua il grasso inizia a fare effetto, con il grasso per le orchidee che hanno sfruttato bene e al meglio il tempo a disposizione. Ora altro giro, altro 2, 1 e partiti anche i ragazzi della Serenissima. Qua avanti in acqua si inizia a vedere tecniche avanzate. Primo scalco, non preoccupatevi del grasso, ve l'ho già detto, tutta roba buona. Quest'anno abbiamo usato grass pistà, quindi a questo giro della Serenissima. Un applauso, che sono stati veramente bravi. E ora è il momento delle volpi. Ma che pezzettino! Ce ne eravamo accorti, che c'era qualcosa. Le volpi fuori dalla canna, su! Nel frattempo le squadre pensano alle strategie di salita. Quando siete pronti, 3, 2, 1, partiti! Ed anche le volpi scodinzolano verso l'alto. Ecco qua, che si inizia ad andare verso l'alto. Avanti, qua si inizia a salire veramente, Fatemi sentire un po' giù, qualche applauso che non lo sentono là in alto, Sono passati 60 secondi, ora si presentano ancora i malissimi, pronti alla salita al palo. Ormai il pubblico esperto sa che in cima al palo ci sono i fuochi d'artificio, quest'anno alta tecnologia per accenderli. Pronti? 3, 2, 1 e partiti anche i malmessi.
sta provando lo scavalco, Jessica, giusto? Eccolo avanti, troppo grandi. Se poi faranno fatica, ci pensiamo io e Marco a salire. E sono passati anche per loro i 60 secondi. Ecco qui le orchidee che riprovano la salita al palo. Anche per loro 60 secondi. Come avete notato, la squadra delle orchidee sono in 5. 3, 2, 1 e partiti anche le orchidee. Fatevi sentire, su! Si parte dalla base per andare sempre in alto. Ecco la Sara che sta scalando tutti quanti. Su un forte applauso alla Sara e anche tutto gli altri. Thank you.